A Mozidelina, a gioventù, vabbè, che se una... Io sono nato in Cittadella, in Bastia, Rue des Turchine che chiamano. Giocavo un po' appena si dello qui, dopo siamo partiti un po' in Francia e voltati, che Rue di Zumerà, che c'è la colonnella, e un mare sotto, abbiamo imparato a nuotare così, i grandi ci lampano dell'acqua e ci sbuiamo. E tutta questa c'erano tutti gli orti in giro di Bastia, i giardini, i garrozzi, i tiragiauata, non so, poi ce n'era tante a fare, veste sante, c'erano tutti gli uomini che erano in giro. Era un po' questa la nostra gioventù. A imparare un mestiere che ho fatto in Aua, vuol dire titaggio. Primamente avevo 25 anni e di scontrare questo poco di gente che hanno sempre un sapere e che hanno una voglia di trasmettere. Politicamente avevo fatto una scelta, era di stare qui, di ribobbolare forse i paesi. Ho campato qualche anno in un paese. Per me in un momento era difficile. E poi di noi non ci aspettavano mica gli altri nei paesi. Ci domandavano anche ciò che noi facciamo qui, a perdere il nostro tempo, che ci voleva a parte. C'era uno spirito, c'era una maniera. Ci voleva andare contro i nostri uomini. Era mica facile. E l'abbiamo fatto. Ora siamo noi i uomini. Non ci hanno tanto diritto a parlare quando eri per esempio del 1818 fino al 1912. Quando sono giunto in paese, il risultato di 4 generazioni, mi hanno detto ma che fai qui? Vai in astro, che fai qui? Non c'è più nulla da fare qui. Erano giunti a un punto dove il vandalismo era un pensamento maggiore, c'era nulla da fare qui. E beh no, ma siamo sempre qui, dunque c'è qualcosa da fare qui. È di 44 anni di nostra vita da nostro paese, a Strasiano.